Buona la prima e arrivederci alla prossima edizione, no? Ed è con questo augurio che Nicola Finco, vicepresidente Consiglio Veneto, e Ivo Boscardin, sindaco di Enego, salutano la prima edizione invernale dell'Enego Mercesina. In tantissimi hanno partecipato alla pedalata pomeridiana di 19 km, un percorso suggestivo in neve battuta e con uno sfondo mozzafiato. La pandemia ci ha insegnato una cosa, che il turismo lento, il turismo di qualità, il vivere la natura e l'ambiente sono tutti elementi che fanno bene a noi, ma soprattutto ci permettono di conoscere meglio le realtà che abbiamo sul territorio regionale, e per questo insomma è nata una collaborazione che mi auguro, questa era la prima edizione della LEM Winter, e mi auguro veramente che sia il primo di tanti eventi che permetteranno al territorio di crescere, ma soprattutto farlo conoscere e creare un'economia che è importante soprattutto per queste aree di montagna. Un nuovo modo quindi di pensare al turismo senza dimenticare le radici del territorio. Qui di solito si partiva con gli sci di fondo, marcia tricolore, marcia bianca, tanto che adesso proprio questo è l'anniversario della prima edizione della marcia bianca.